Reginetta d'Italia 2018. Un applauso per iniziare questa magnifica serata. Stanno entrando le Miss che questa sera sfileranno con la nostra sigla. Sfileranno per noi. Ora, come potete vedere, sono in bikini. Questa rappresenta la prima uscita dove voterete la fisicità delle nostre ragazze e seguiranno altre 2 uscite in concorso. Ora sono accompagnata da Valentina Fioravanti, ovvero la responsabile delle Miss della Regione Veneto e la titolare di Dog Style Agency di Bologna. Un forte applauso. Iniziamo con la concorrente numero 1.
meravigliose miss che adesso ci lasciano e ci raggiungeranno per la seconda uscita in abito casual. Un forte applauso a queste 7 meraviglie. Fate un caloroso applauso a Soraya Ventura. Allora, sei diventata la madrina di questo concorso. Che esperienza è stata per te? Per me è stata un'esperienza fantastica partecipare a questo concorso, ho conosciuto tante persone, appunto tra cui Valentina che gestisce il tutto, è stata un'organizzazione meravigliosa, una bellissima serata e comunque complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato con me. Vorrei richiamare un'altra donna fantastica qui sulla nostra È passerella. importante questa donna. Proprio così, infatti ci ha aiutato dietro le quinte. Voglio chiamare qui Manuela Manfredini, la make-up artist, che lavora presso l'agenzia Borgo Style di Bologna, che ha appunto portato tutte le nostre miss questa sera. Allora Manuela, tu hai una ditta, hai un'agenzia, vuoi raccontarci qualcosa, vuoi darci qualche curiosità? Io lavoro su Via Malta per l'agenzia Tutto di Valentina, quindi quando c'è la sfilata o qualche evento io sono sul posto per truccare, poi faccio altre cose privatamente, ma il trucco è la mia passione. E si vede infatti tutte le miss sono truccate in modo meraviglioso da te. Grazie mille, un altro forte applauso. E direi che possiamo continuare finalmente con il nostro concorso, ovvero vorrei chiamare qui sulla nostra passerella le nostre 7 miss che in abito casual verranno votate un'altra volta.
miss di questa sera. Intanto le schede della giuria verranno raccolte in modo tale che alla fine potremo vedere. Infatti chiediamo al nostro bravissimo collaboratore Luciano Leri, sono il manager di Clemenza Monti, di raccogliere le schede. Grazie. Mentre raccoglie le schede vorrei presentare però chi è le scelte di abiti da sera, da spettacolo e da discoteca. Si possono trovare inoltre elegantissimi abiti da cerimonia e non mancano le calzature. Infatti possiamo trovare nella boutique di Le Particulier tacchi alti altissimi, addirittura dai 10 ai 25 cm, con taglie che vanno dai 35 fino al 46, quindi per accontentare tutte quante le cenerentole di Vicenza e dintorni. Le Particulier solo per chi vuole farsi notare come le nostre miss questa sera. Ecco un applauso alle nostre ragazze che stanno arrivando e indossano questo.
Ed ora è il momento più atteso della serata per le nostre Miss. Infatti eleggeremo 4 ragazze che riceveranno una fascia. 2 fasce, quindi al quarto e al terzo posto, saranno le fasce regionali e al primo e al secondo posto le fasce nazionali. 4. Giulia Monaco. Beatrice Soldi. Chi si aggiudica la prima posizione per questa prima selezione di Miss Reggimento d'Italia 2018? 3.